Buonasera a tutti e benvenuti a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione dal gioco d'azzardo organizzata da ULSS 6 Euganea di Padova in collaborazione con Alterevo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno patrocinato l'evento: Ministero della Salute, Regione del Veneto, Comune di Padova, Università di Roma La Sapienza, Università di Parma, ANCI Veneto, MIUR Veneto, Ordine degli Psicologi del Veneto e Ordine dei Medici di Padova. Un sentito ringraziamento va anche a tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a TGR, RAI e Telepadova, nostri media partner. Siamo a Padova, all'interno della prestigiosa Sala della Carità, e stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'ULSS 6. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia, vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali social e vi ringraziamo per il supporto che ci avete dato in questi giorni. E salutiamo anche il pubblico che questa sera è presente alla Sala della Carità. Siamo giunti all'ultimo appuntamento di Cambio Gioco. Durante tutta la settimana abbiamo potuto ascoltare molti relatori, professionisti in diversi ambiti, ciascuno dei quali ci ha portato a riflettere sui vari aspetti che dobbiamo considerare quando ci occupiamo di prevenzione dal gioco d'azzardo e ci ha aiutato a comporre un quadro che ci auguriamo sia risultato il più completo possibile, e di cui anche l'incontro di questa sera naturalmente costituirà un ulteriore tassello a più ampio respiro, portandoci ad una considerazione sulle sfide che ci aspettano come professionisti del settore, ma anche come genitori, educatori, insegnanti e persone che hanno a cuore la salute e la crescita dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Il nostro ospite in sala di questa sera è il dottor Ermanno Margutti, direttore Unità Operativa Semplice SERD Venezia e Chioggia, Dipartimento Dipendenze ULSS 3 Serenissima. Buonasera, che al termine dell'incontro ci aiuterà a fare una riflessione e potrà eventualmente porre delle domande ai nostri ospiti. Grazie mille per aver accettato di essere qui con noi. Passo subito la parola per un saluto istituzionale a Alessandro Pani, direttore del Dipartimento Dipendenze dell'ULSS 3 Serenissima e presidente Coversert, che è in collegamento con noi. Buonasera. Sentite? Sì? Sì? Ecco, grazie. Buonasera a tutti. E intanto permettetemi di fare i ringraziamenti agli organizzatori per l'invito e i complimenti in particolare al dottor Sava, alla dottoressa Camporese per aver organizzato questo interessante ma anche complesso evento che è articolato all'interno di un'intera settimana. Credo che il tema del gioco in generale, del gioco d'azzardo, è un tema affascinante e che negli ultimi anni è anche di grande attualità. Credo che ho visto le persone presenti in sala, so che ci sono anche molte persone collegate, quindi questo ne è una chiara testimonianza. Io porto i saluti di Coveserd, che è il coordinamento dei SERD del Veneto, un'associazione che vede coinvolte e rappresentate le 11 unità complesse della regione e una quarantina di sedi SERD. Confesso che quando ho visto la tematica programmata per questa sera, mente, cervello e coscienza, da modesto tossicologo quale sono, mi sono spaventato. Però ascolterò con grande interesse gli interventi della dottoressa Lucangeli e del dottor Burgio e sono sicuro che ci renderanno in parole semplici un argomento che è così complesso e complicato. Il legame tra cervello e mente credo che sia uno dei temi e dei problemi che sono affrontati fin dall'antichità. Nei miei ormai vecchi studi di filosofia al liceo ricordo quando si trattava di filosofi che affermavano il dualismo anima e corpo, la mente cosciente e il cervello come due entità distinte. Poi nel corso di questi anni, anche nell'ambito delle dipendenze, abbiamo assistito a sviluppo di metodi e di tecniche, anche di indagine, che
si è realizzato appunto negli ultimi 20-30 anni con l'introduzione di tecniche di neuroimmagine, di stimolazione cerebrale non invasiva, che ha permesso di osservare anche in vivo che cosa accade nel cervello mentre un soggetto compie varie attività. E come dicevo, appunto, anche queste tecniche applicate anche nell'ambito della dipendenza ci hanno consentito di approfondire importanti aspetti. Come operatore di un servizio delle dipendenze, credo che lo sforzo e la sfida sia riportare e utilizzare quanto ascolteremo e apprenderemo questa sera nella nostra attività clinica quotidiana nei confronti di persone con disturbo di sostanze, in particolare con disturbo da gioco d'azzardo. Io vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro e mi metto in ascolto. Grazie mille. Grazie mille per il suo intervento. Lascio la parola anche alla dottoressa Arianna Camporese, dirigente medico-psichiatra responsabile del progetto Cambio Gioco. Buonasera a tutti, benvenuti a questa ultima serata. È stata una vera e propria maratona. Noi del Dipartimento Dipendenze siamo contenti di aver avuto tanti cittadini con noi, tanti genitori, ma anche ragazzi che erano uno dei nostri target, perché quando parliamo di gioco d'azzardo pensiamo sempre che riguardi qualcun altro, che sia lontano da noi. In realtà non è così lontano. Il problema del gioco d'azzardo va cominciato a pensare quando i nostri figli sono ancora piccoli, quando si comincia a educare al gioco, perché il gioco, abbiamo visto durante questa settimana, nasce con un'accezione positiva. Il gioco è il lavoro del bambino, è quello che lo rende la persona che diventerà, però il gioco deve essere sano. Quindi noi in questa settimana, in questo luogo bello che abbiamo proprio scelto come Dipartimento di creare bellezza, perché la cultura è bellezza e la salute è bellezza, quindi volevamo anche festeggiare in qualche modo, oltre che lavorare sul tema della prevenzione della salute, e siamo partiti pensando ai ragazzi, pensando ai nostri utenti che vengono ai servizi e soprattutto a quegli utenti che non riusciamo a raggiungere o che non hanno il coraggio di chiederci una mano. I dati ci dicono che su 10 giocatori solo uno chiede aiuto ai servizi. Noi abbiamo pensato proprio questa settimana per farci conoscere e per andare a chiamare quelle persone che solitamente non vengono a chiederci aiuto. Per cui concludiamo questa maratona sono stati 15 incontri, abbiamo conosciuto 23 esperti, ascoltato, imparato tantissime cose, e per chi volesse anche riascoltare, gli incontri sono tutti online, si possono riascoltare, quindi è un bene che rimane come per tutti, un bene che genera salute. Questo è il messaggio con cui io vi saluto e vi lascio all'incontro della serata. Arrivederci. Grazie anche alla dottoressa Camporese. Allora veniamo all'ultimo incontro di questa settimana, l'incontro di questa sera che si intitola Mente, cervello e coscienza, le sfide del XXI secolo. E abbiamo con noi Ernesto Burgio e Daniela Lucangeli, che ringraziamo di cuore per la loro presenza e la loro disponibilità a partecipare a Cambio Gioco. Nel 1862 la poetessa americana Emily Dickinson scriveva: «Il cervello è più grande del cielo, più profondo del mare, perché tutto il mondo è contenuto e in un certo senso creato dal cervello». Rita Levi Montalcini fece eco a queste parole affermando: «Il nostro cervello è infinito, non ha confini». Sarebbe bello se negli anni a venire poeti e scienziati, giovani e meno giovani, docenti e discenti, dessero vita a una nuova alleanza di fronte a una cultura hypertech che potrebbe condizionare il cervello ancora plastico e imprigionare la mente indifesa dei cuccioli di Homo sapiens e sapiens in una matrix artificiale virtuale.
Parliamo di questo complesso e interessante argomento appunto con il dottor Ernesto Burgio, che è medico pediatra e ricercatore e si è occupato essenzialmente di epigenetica del cancro e del neurosviluppo. È membro di istituti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali come l'Istituto di ricerca sul cancro e ambiente di Bruxelles. È stato presidente del Comitato Scientifico della Società Italiana di Medicina Ambientale, della Commissione Ambientale e Salute della Federazione Italiana Medici Pediatri e di molti altri prestigiosi comitati e gruppi di ricerca. E poi parleremo anche insieme alla professoressa Daniela Lucangeli, professoressa ordinaria in Psicologia dell'Educazione e dello Sviluppo dell'Università di Padova, presidente dello spin-off Mind for Children per la ricerca scientifica a servizio del potenziale umano, membro dell'Accademia Mondiale delle Scienze Learning Disabilities e di associazioni scientifiche internazionali, presidente coordinamento nazionale insegnanti specializzati in situazioni di handicap, membro di redazione e consulente di riviste specializzate. La conoscono, penso, tutti per le tante cose che ha fatto e che sta facendo, tra cui anche la scienza servizievole in cammino. Quindi lasciamo la parola ai nostri relatori, ricordandovi che potete porre eventuali domande commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Buon ascolto a tutti e grazie ai nostri relatori. Allora, comincio. Bene, devo dire che ringrazio anche il dottor Pani perché ha detto una cosa assolutamente vera. È una sfida quella di questa sera, molto più che i convegni in cui parliamo in modo piuttosto tecnico, piuttosto scientifico di queste tematiche. Già la relazione tra cervello, mente, coscienza, ci vuole un glossario per cominciare e ci vorrebbe anche tempo, perché la relazione tra questi termini, in particolare questo grande tema della coscienza, proprietà emergente del cervello, proprietà emergente della materia, essenza dell'universo. Ora, se vi dico essenza dell'universo, pensate stiamo facendo metafisica o poesia. Uno degli intenti di questa relazione rapidissima che farò scorrere adesso è proprio quello di confondervi le idee un pochino, ma proprio in modo quasi provocatorio. Ho messo fin dall'inizio queste due signore rappresentative del mondo della poesia e della scienza. Chi non conosce Rita Levi Montalcini, credo che anche molti di voi conoscano e amino la grande poetessa Emily Dickinson. Due persone così diverse è difficile anche solo immaginarle. Sapete la vita di Emily Dickinson, solitaria, persona molto fragile, quasi isolata dal mondo. Bene, questa frase, questa idea che lei mette in rilievo dicendo il cervello è più grande dell'universo, non è una metafora quasi paradossale, ha un senso profondissimo e vedremo che la scienza del XX secolo, in particolare la relatività e la meccanica quantistica, lo dimostrano. E qui, ancora una volta, il dottor Pani in fondo ha preceduto una serie di passaggi che avevo reputato necessari. C'è un filo rosso nella filosofia, nel pensiero occidentale, che da Platone porta fino alla quantistica, fino a David Bohm, passando per personaggi di grandissimo rilievo, sia in campo filosofico come Immanuel Kant, sia soprattutto nella fisica, adesso vedremo. Perché dico questo? Perché l'idea che accomuna poesia e grande scienza, normalmente noi pensiamo nel XX secolo, nel XXI secolo, secondo me a torto, è la scienza l'ultima parola. La scienza ha la capacità di descrivere la realtà in modo oggettivo, giusto? Mentre la poesia no, è molto soggettiva, assolutamente falso. Cioè se c'è qualcosa che è stato dimostrato dalla grande scienza del XX secolo, in particolare proprio dalla meccanica quantistica, che non c'è nessuna possibilità di studiare la realtà in modo oggettivo. L'osservatore è fondamentale, c'è una relazione complessa tra chi guarda, tra chi pensa il mondo e il mondo stesso. Vedremo molto rapidamente che i grandi
teorici, direi quasi, della meccanica quantistica, ancora più che quelli più noti come Bohr, come Heisenberg. Personaggi, per esempio, come Dirac o David Bohm, hanno avuto un ruolo fondamentale nel fare della scienza una sorta di grande, si può dire poesia, nel termine platonico di poiesis, di costruzione. Noi creiamo il mondo, la mente crea il mondo. Secondo David Bohm, la mente crea il mondo fenomenico, la cosiddetta realtà implicata, la mente dell'uomo, ma poi c'è una mente assoluta in qualche modo. Non è teologia, non è metafisica, è che realmente per non solo filosofi, ma anche scienziati di grandissimo livello come Max Planck, Schrödinger e David Bohm, non si può parlare della realtà come qualcosa di materiale o di oggettivo. Planck dice a un certo punto, lo vedremo, I regard consciousness as fundamental, I regard matter and energy as derivative from consciousness. Questo non ce lo insegnano a scuola. E invece dovremmo capire cosa significa, ed è quello che dice Emily Dickinson. Questa è un po' la provocazione. Ora, ma perché ne volevo parlare un po' stasera? Perché ho l'impressione che noi riflettiamo poco su quello che è oggi la scienza nel bene e nel male. C'è una scienza alta, una scienza grande che è degna di non solo di rispetto ma di ammirazione, che ha avuto personaggi di livello altissimo. Per esempio, tutti sappiamo che la cosiddetta scienza nuova nasce con Galileo e con Newton, giusto? Galileo e Newton pensavano di descrivere il mondo come qualcosa di oggettivo a prescindere da una realtà assoluta. Non è esattamente così. Usavano la matematica, lo stesso Galileo, che tra l'altro sapete che è molto vicino alla storia di Padova, ha avuto sempre un'idea profonda, anzi è stato forse il primo a portarla alla regola della nuova scienza, che la matematica ci aiuta a cogliere l'essenza della realtà, che è qualcosa di incommensurabile. Quindi non aveva un atteggiamento di negazione nei confronti di una realtà altra, aveva un piccolo confronto critico nei confronti della Chiesa che era legato a determinati limiti che la Chiesa cercava di imporre, ma ovviamente non è un problema da quattro soldi, e che poi lo si banalizza alcune volte. Anche autori famosi come Brecht hanno visto il lato psicologico-etico più che quello teoretico alto del grande dramma vissuto da un personaggio come Galileo. Allora, ma tutto questo perché è utile oggi in questo confronto che avremo e spero anche in un eventuale dibattito? Perché secondo me per capire quello che sta succedendo nella mente, ovvero nel cervello, ovvero nella coscienza, è la stessa cosa. Cioè quando noi diciamo abbiamo decine di milioni di bambini che da alcuni anni soffrono di disturbi del neurosviluppo, c'è un aumento enorme di disturbi del neurosviluppo, è il cervello, è la mente, è la coscienza dei bambini a essere disturbata da qualcosa, non è un problema da poco. A mio parere dipende la nostra difficoltà nell'orientarci su quello che sta succedendo dai modelli che non sono ancora adeguati, e cercherò un pochino ovviamente di non approfondire il tema, ma di dare alcuni spunti di riflessione. Non stanno aumentando soltanto i disturbi del neurosviluppo, e parliamo di un bambino su 2000 40 anni fa con disturbo di spettro autistico, un bambino su 80-100 in Italia, 1 su 44 negli Stati Uniti. Di questo stiamo parlando, parliamo di spettro autistico, non parliamo di disturbi del neurosviluppo minori. E questo è sempre più chiaramente qualcosa che non può essere definito, scusate se lo dico e non lo posso oggi argomentare in maniera più profonda, non può essere un fatto di genetica in senso stretto, non è il DNA che sbaglia, c'è qualcosa di ben diverso, c'è un ambiente che è cambiato talmente in fretta negli ultimi 30-40 anni che probabilmente il modo in cui le reti neuronali di questi bambini, quindi possiamo dire cervello, possiamo dire psiche, sono la stessa cosa, nel senso che le reti neurali sono qualcosa di assolutamente fisico,
e sono qualcosa di assolutamente psichico. La distinzione fra fisico e psichico, capite che anche qui dobbiamo cominciare a perderle queste distinzioni, viene disturbato nella fase più plastica della vita. Lo sappiamo questo, sì, ma non ne teniamo abbastanza conto. Per esempio, in psicologia, nella storia della psicologia del XX secolo, alcuni personaggi famosi, come Bowlby per esempio, o poi più recentemente alcuni psicologi dello sviluppo, hanno dimostrato che la plasticità nei primi anni di vita è qualcosa di estremo, ma in realtà il cervello è plastico tutta la vita. Noi abbiamo lungamente pensato al cervello come un organo piuttosto stabile, piuttosto statico, assolutamente non è così. La plasticità è massima nei primi 1000 giorni ed è assolutamente legata all'interazione continua tra le informazioni che vengono dall'esterno e le informazioni che sono contenute nella memoria profonda e in particolare anche nel genoma. E poi c'è un software che si chiama epigenoma che è fondamentale. Ora, questa plasticità è un dato fondamentale, vuol dire che noi stiamo in qualche modo interferendo negativamente? E perché dico questo? E ci arriviamo tra poco. Perché a mio parere non dobbiamo sottovalutare il fatto che quando si sta formando le reti neuronali, e attenzione, forse sarebbe meglio dire reti neurali, perché non sono solo i neuroni, ci sono i neuroni, c'è la glia, c'è qualcosa di più sottile che si forma in quel sistema complesso che sono i cervelli o le menti dei bambini. Nei primi 1000 giorni di vita qualcosa da alcuni decenni sta letteralmente disturbando, verrebbe da dire perturbando, la modalità di formazione di queste reti. Allora, cerchiamo di capirlo, anche perché nelle ultime slide accenno, ma veramente accenno, sarà veramente una serie di passaggi su cui bisognerà riflettere, non abbiamo il tempo stasera di farlo, a quello che è l'introduzione, ancora una volta drammatica, e lo dico poco sperimentata, di quello che noi chiamiamo intelligenza artificiale o follia artificiale, perché noi siamo sempre più convinti, da 1 o 2 anni ci stiamo cercando di lavorare, che l'introdurre in questo modo in tutte le scuole per una serie di motivazioni X, discutibili, non discutibili, però in maniera eccessivamente rapida e senza sufficiente verifica l'intelligenza artificiale può essere un grande rischio alla luce di quello che stiamo dicendo, nel senso che comunque è un rischio di interferire in un sistema estremamente plastico e delicato in una maniera che è molto invasiva, intendiamoci, è invasiva di fatto, perché chiaramente tutto quello che arriva in questo sistema che si sta calibrando, che si sta rodando, insomma, dovrebbe essere possibilmente controllabile, non è detto che lo sia. Adesso vado con un minimo di ordine, vi ho fatto il quadro generale, come l'ho pensata. L'ho pensata così, partendo dalla Dickinson, da un poeta e da uno scienziato, dicevo, l'idea fondamentale è oggi, la poesia è soggettiva, la poesia è qualcosa di quasi superato e la fisica e la scienza in generale invece ci dà una visione oggettiva della realtà. Come dicevo poco fa, non è più così. Vedete come è cambiata nella grande fisica da Newton, diciamo da Galilei e Newton, e poi alla grande fisica del XX secolo la situazione. Ma questo cambiamento ha radici antiche e nel mondo moderno dovrebbe essere ormai assodato. Questo è il gatto di Schrödinger, come sapete, su queste simbologie ormai si scrivono libri anche troppo divulgativi. L'idea che però la realtà sia qualcosa di difficilmente definibile e che l'osservatore sia fondamentale non è qualcosa di nuovo. Oggi si tende a dire finalmente ci siamo liberati dal dualismo, abbiamo superato Platone, abbiamo superato Cartesio, abbiamo capito che era pericoloso. Scusate, non è per niente così, perché Platone aveva una visione sicuramente dualista, nel senso forte. Lui cercava di sostenere con tutta una serie di dialoghi, ricordate benissimo come ha costruito, lui non ha un sistema come Aristotele, lui tramite una serie di dialoghi, seguendo il suo maestro Socrate, induce il pensiero del suo interlocutore a riflettere sulla realtà. E tutto sommato la realtà è fatta da 2 livelli. Noi siamo in qualche modo prigionieri di una realtà secondaria che è il mondo fenomenico.
Ora, questo è in qualche modo tornato a galla con la fisica quantistica? A mio parere sì, e ci torneremo tra poco. Cosa fa Aristotele? Aristotele alla grande domanda esistono due realtà risponde in maniera totalmente opposta, e cioè cos'è il monismo evolutivo in Aristotele? Esiste tutto sommato una realtà ed è questa, dobbiamo orientarci in questa realtà, dobbiamo studiarla, la possiamo conoscere usando la ragione. Tutta la fisica, tutta la filosofia del mondo occidentale, qualcuno ha detto è una riflessione continua su Platone, a mio parere non è esattamente così, è la progressiva rimozione di Platone. È stato in qualche modo quasi dimenticato Platone nella sua essenza così radicale di pensatore dualista. Alcuni pensatori, forse Pascal, forse Kierkegaard, hanno ripreso il dualismo, ma il dualismo è stato quasi cancellato ed è tornato stranamente nell'ambito della fisica. Ora, ancora una volta, siamo troppo lontani dal tema di stasera. Io cercherò di vedere, di mostrare, ovvero di convincervi che non è esattamente così. Questi pensatori che vedete su in alto erano monisti o erano dualisti? Cioè l'idea che la scienza sia venuta fuori da Aristotele è un'idea sbagliata, non solo sul piano teoretico, tutti sappiamo che la scienza aristotelica viene superata nel Rinascimento, ma è lo stesso monismo che viene in qualche modo messo progressivamente da parte. In tutti questi pensatori, già in Galilei e già sicuramente in Newton, qualcuno ha detto che Newton è il primo scienziato, Newton è l'ultimo dei maghi, perché era un alchimista, era un visionario per certi versi, ha studiato molto più i testi sacri che non fatto esperimenti, non so se lo sapete, tutto questo viene un po' messo da parte, perché si vuol pensare tendenzialmente che si può arrivare a una conoscenza oggettiva della realtà, questo ci stabilizza, ci rassicura. Invece i grandi fisici, questi sono Planck e Schrödinger, vedete queste frasi che non so se si riescono a leggere, sono assolutamente chiare. Entrambi dicono è la mente che costruisce la realtà, non la mente dell'individuo, ma la mente intesa come essenza del cosmo. Ora questo non sarebbe male portarlo nelle scuole, nelle università, perché non è un problema teologico, è un problema metafisico, cioè non è sul pianeta Terra che quasi per caso un animale particolare sviluppa una capacità di riflettere che si chiama coscienza. Non è esattamente così, questi sono grandi fisici che dicono la coscienza è l'essenza dell'universo. L'abbiamo rimosso questo fatto. È lontano dal tema di oggi? Apparentemente sì. Ora cerchiamo di vedere se è veramente così e perché invece dovremmo tenerne conto. Perché esistono la grande scienza, a mio parere, esiste una piccola scienza. La grande scienza è questa che riflette sull'universo. Ci sono pensatori grandiosi, come per esempio Dirac, di cui si parla poco, è stato accusato a lungo di essere un numerologo con disprezzo perché ha passato, tutti Nobel, non solo grandi fisici, questo era un Nobel, questo signore ha passato la vita a dire, prima di tutto, le grandi formule della fisica sono tutte splendide, è la bellezza l'essenza dell'universo, sono semplici e bellissime. Questa è una cosa interessante. Lo stesso Dirac ha passato la vita, vi dicevo, a cercare i numeri dell'universo, rendendosi conto o convincendosi o cercando di convincere i colleghi, e non era l'unico, un altro era Eddington, tutti grandissimi fisici, che l'universo è costruito, è regolato da leggi e da rapporti numerici, da simmetrie che non possono non riflettere un'intelligenza superiore. E diceva io sono ateo nel senso classico del termine, nel senso delle religioni positive, ma chi non riconosce questo non può riconoscere l'essenza dell'universo. Allora tutto questo, vedete, God used beautiful mathematics in creating the world, non sembra la frase di un ateo, ma è la frase di un ateo, nel senso che lui diceva, e come lui Eddington, dobbiamo cercare di capire, e come lui anche, come loro tanti altri fisici, io qui voglio ogni volta ricordare, abbiamo lavorato per un anno su questo con un
nostro caro amico che non è più con noi, un astrofisico che era qui all'Università di Padova, che noi continuiamo a ricordare con grande amore, ed era proprio questo un lavoro fondamentale che stavamo facendo insieme. Si deve superare l'idea che esistano delle separazioni tra quello che è appunto il pensiero profondo o il modo di ragionare sull'universo. Il punto estremo, quello su cui con Bepi Tormen stavamo lavorando, forse è stato raggiunto da questo fisico quasi dimenticato, poco noto, devo dire ostracizzato e dire troppo, comunque lungamente osteggiato, diciamo così, dall'ambiente in cui viveva, che erano gli Stati Uniti d'America del maccartismo. David Bohm, ne avete sentito parlare, sicuramente quelli che conoscono un po' di fisica sì, ma gli altri l'hanno un po' dimenticato. Era un grande interlocutore di Einstein ed era un dualista, radicale, proprio platonico. Lui sosteneva, ma non in modo teorico, lo faceva proprio vedere con le formule, esistono due livelli di realtà, uno è il mondo esplicato, quello in cui viviamo e che in qualche modo è il prodotto dei limiti della nostra mente, ma poi esiste una realtà assoluta che è quella che regola l'esistenza di tutto. Quindi, capite, stiamo dicendo che tutti i grandi pensatori, i grandi fisici, i grandi filosofi hanno una visione molto più grande della realtà. David Bohm è stato anche uno dei primi a riflettere sulla strana, come dire, simmetria che c'è nelle regole che descrivono l'universo e quelle che descrivono il modo in cui la mente o il cervello elaborano la visione dell'universo. Qui ci torniamo alla Emily Dickinson, grande fisico, ha la stessa idea. Le regole che regolano il modo in cui si è formato l'universo sono simili a quelle che hanno a che vedere col modo in cui noi pensiamo. C'è un nesso profondissimo in tutto questo. Ora, questo grande quadro ci aiuta a capire quello che sta succedendo? Il fatto che noi stiamo rapidamente cambiando la natura in modo drammatico, noi di solito ne parliamo in altro ambito. Sapete, la parola antropocene da qualche anno è diventata anche questa piuttosto popolare, se ne parla molto anche sui giornali, ma che cos'è l'antropocene? L'antropocene è un'era in cui il pianeta Terra è stato talmente rapidamente trasformato da una specie, che poi è Homo sapiens, che stanno cambiando tutti gli equilibri. Se noi questo ce lo ricordiamo, lo dobbiamo mettere in scala. Un grande fisico, ancora una volta, che si chiamava Carl Sagan, non so se anche questo è un nome noto, sosteneva: o noi mettiamo in relazione, diciamo proporzionale, quello che è il tempo del cosmo e il tempo della Terra e il tempo dell'umanità, o noi non capiamo quello che sta succedendo. E che cosa intendeva dire? Questi sono gli effetti dell'antropocene, il cambiamento climatico di cui si parla molto, che è importantissimo, tutti i trend dell'atmosfera, tutte le coordinate di un pianeta che realmente è a rischio per questa eccessiva accelerazione dello sfruttamento delle risorse del pianeta da parte di un unico essere vivente. Allora dicevo, mettiamolo in scala tutto quello che stiamo raccontando. Questo è l'anno cosmico secondo Carl Sagan. Non abbiamo il tempo di vederlo in dettaglio, ma è semplicissimo. Se noi mettiamo in scala quello che è l'universo e se immaginiamo che la vita dell'universo dura un anno, gli animali sono comparsi sulla Terra a metà dicembre, i primati sono arrivati un'ora fa, Homo sapiens è arrivato qualche minuto fa, o meglio, nell'ultimo minuto il sapiens sapiens. Quello che noi chiamiamo rivoluzione industriale è avvenuta circa 2 secondi fa, quello che noi chiamiamo... Capite di cosa stiamo parlando? Ora, volete che questo non sia uno dei motivi per cui, oltre a cambiare la climatosfera,
oltre a cambiare diciamo quello che sono gli equilibri della biosfera, sta interferendo su quello che è la psiche e su quello che sta in qualche modo emergendo nello sviluppo, per esempio, delle reti neuronali, per esempio dei bambini. Sembra un salto? Ora vi faccio vedere che invece c'è un collegamento. Collegamento sul piano tecnico, e non lo possiamo fare così, si chiama epigenetica. Su un piano più semplice e più generale, quello che dicevamo su grandi psicologi di cui parlavamo prima e quello che sta emergendo è che tutte le informazioni che arrivano nei primi giorni di vita, ma addirittura già indirettamente le informazioni che arrivano all'embrione e al feto, inducono in questa diciamo realtà complessa che si sta costruendo, che è il cervello, che è la mente del bambino, determinate trasformazioni adattative. Ora, quello che sta succedendo, e questo è appunto una delle essenze dell'antropocene, vedete, lo vedete in fondo arrivare Homo sapiens, veramente agli ultimi secondi. Se noi l'antropocene lo chiamiamo tecnocene, se noi andiamo a vedere la rapidità di quello che è successo nell'ultimo secondo, la rivoluzione industriale la mettiamo in scala, vedete le 4 fasi finali, quella che è l'ultima fase della rivoluzione industriale, quella che noi chiamiamo rivoluzione informatica, ha trasformato e sta trasformando la nostra vita in maniera talmente rapida che noi non abbiamo neanche la percezione di quello che sta succedendo. Allora, a mio parere, quello che noi dobbiamo cercare adesso di capire, insieme su un piano più scientifico, ma anche possibilmente in un dialogo, dibattito, confronto a livello proprio di società, se noi vediamo quello che sta succedendo a livello biologico, vedete i 2 percorsi, da un lato vedete il percorso di lunghissimo periodo, il fatto che si sono formati gli organismi, si è formato il DNA, si è formato il cervello, questo ci è voluto milioni di anni, ma quello che sta succedendo in diretta riguarda il software del DNA che si chiama epigenoma e le reti neurali. Questo si forma nei 9 mesi della vita di un bambino, nei primi 1000 giorni. Le informazioni che arrivano in quei 1000 giorni non sono più, come sono state per milioni di anni, più o meno le stesse, sono totalmente diverse. Questo sta creando uno stress nel modo in cui si stanno formando queste reti neuronali. Abbiamo delle basi per capirlo, abbiamo delle basi per capire che questa plasticità del neurosviluppo può essere disturbata da un eccesso di informazioni che arrivano all'embrione, al feto e al bambino e poi soprattutto durante l'età successiva. Questi dati che abbiamo poco fa rapidamente ricordato, vedete l'aumento dei disturbi del neurosviluppo, questi sono l'aumento dei disturbi di spettro autistico, può essere spiegato soltanto come una sorta di incidente biologico, come una malattia? Non si può più spiegare tutto quello che sta succedendo come malattie. Il problema è che dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere. L'idea non è abbiamo delle malattie e dobbiamo fare diagnosi e terapia. Stiamo parlando di un fatto generazionale. Ci sono milioni di bambini che hanno un problema per cui le reti neuronali sono disturbate nei primi anni di vita. Abbiamo, e questo sta diventando un problema altrettanto grave, decine di milioni di adolescenti, e qui ci riattacchiamo finalmente al tema di questi giorni, che stanno vivendo i cosiddetti disturbi di personalità, che erano infrequenti, direi rari, fino a pochi anni fa, e che adesso sono disturbi antisociali, disturbi ossessivo-compulsivi, disturbi bipolari, disturbi del comportamento alimentare spesso gravi. Cosa hanno in comune tutte queste modifiche del comportamento? Sono soltanto diciamo mente, coscienza, o c'è qualcosa ancora una volta che ha a che vedere con le informazioni che stanno disturbando il formarsi delle reti neurali? Dobbiamo semplicemente pensare a fare diagnosi e curarli, o dobbiamo capire che è urgente capire cosa sta succedendo a un'intera generazione di adolescenti e di bambini anche piccoli? E allora, ancora una volta, capire cosa sta succedendo significa soprattutto capire quali sono i fattori che stanno determinando questo stress delle reti neurali. Questo è il problema. Cioè, se abbiamo milioni di bambini che
soffrono di un disturbo che era prima raro, che si chiama disturbo di spettro autistico, e adesso da 2-3 anni milioni di bambini, con un aumento altrettanto esponenziale, di adolescenti che vivono male la loro relazione con il mondo in cui vivono. Si può immaginare che il problema è trovare delle soluzioni pratiche per aiutare il singolo bambino o il singolo ragazzo, o bisogna trovare insieme e riflettere su quello che sta cambiando e metterlo in relazione con questo grande, diciamo, percorso che è alle nostre spalle, e cioè capire che stiamo costruendo, qualcuno esagerando dice, una sorta di matrix, una sorta di realtà virtuale che è troppo distante dal mondo in cui sono evoluti i nostri genitori, in cui siamo evoluti anche, ci siamo avuto lo sviluppo ancora fisiologico noi stessi. Cioè quello che sta succedendo è che c'è uno stress formidabile nei primi mesi e anni della vita di questi bambini, e lo dobbiamo mettere in relazione, e adesso capite un po' tutto il discorso, se volete, eccessivo che sto proponendo, lo dobbiamo mettere in relazione alle grandi coordinate, al modo in cui la mente, il cervello e la coscienza si orientano da millenni in un mondo così complesso. Lo dobbiamo capire in relazione all'anno di cui parla Carl Sagan. Noi comunque siamo coevoluti nel mondo per milioni di anni e poi negli ultimi millenni in una realtà che cambiava molto lentamente. Abbiamo avuto i tempi per adattarci. Questi bambini di oggi no. O noi rallentiamo questa serie di input che gli diamo, sia sul piano quantitativo che qualitativo, o noi stiamo attenti a quello che facciamo con loro e quello che gli proponiamo nei prossimi anni sarà fondamentale, ovvero noi non riusciamo ad evitare quello che sta succedendo. È tutta una serie di comportamenti a rischio, di questi ne parlo veramente così in modo rapidissimo perché in questi giorni ne avete parlato, già ho visto i titoli degli altri incontri, non vanno visti come disturbi a sé stanti, fanno parte di una relazione sempre più difficile col mondo in cui entrano, si muovono, cercano di adattarsi. Come li si aiuta? Forse, prima di tutto, cercando di stare attenti a non esporli troppo presto. Questa sembra una cosa banale, ma chi è stata mamma e chi ha a che fare con molti genitori sa che non sono molto consapevoli dei rischi di quello che sta succedendo in questo momento, sono spesso orgogliose nel vedere che il bambino di fronte a questo tipo di stimolazioni profondissime delle loro reti neurali reagisce, magari reagendo così rapidamente che è più veloce di noi Ma cosa sta succedendo lì? Sono dei veri e propri cortocircuiti. Tutta la parte emozionale ed emotiva della relazione con la madre qui viene spesso spenta e il circuito cognitivo puro come tale si attiva e mette in secondo piano l'altro. Quindi sono cose assolutamente fondamentali. Se poi andiamo sui videogiochi, i videogiochi hanno dentro un immaginario perverso pericolosissimo. Quindi come possiamo fare nei prossimi anni ad aprire un dialogo su tutto questo? E l'ultimo passaggio, qui ho messo in positivo anche, non entro nei dettagli, ma tutti i fattori di rischio da un lato e i fattori protettivi. Vi ricordate questo film bellissimo? Cosa aveva di grandioso questo ragazzo che nel racconto è un ragazzo che non ha grandi qualità mentali, ma è un eroe vero e proprio? Aveva una madre che lo aveva aiutato enormemente, gli aveva dato un'autostima, una sicurezza, lo aveva consolato, lo aveva rassicurato, lo aveva aiutato a orientarsi in un mondo in cui lui era in teoria uno fragilissimo e invece poi sviluppa una forza enorme. Vi ricordate il film? È veramente un cammino iniziatico. Allora, quello che adesso, ultimo passaggio, veramente dobbiamo fare, abbiamo sbagliato in questi anni, possiamo recuperare. Io stamattina ero al congresso regionale a Napoli di pediatria e l'interazione era con i miei colleghi pediatri, e lo è già da tanto tempo, sulla possibilità di fare in modo che i ginecologi, i neonatologi, i pediatri, i neuropsichiatri infantili e gli psicologi dello sviluppo lavorino insieme. Perché quell'età, quei primi 1000 giorni sono fondamentali. Ma cosa succede se nelle scuole entra questo
tipo di stimolazione così poco naturale? Chi se ne occupa? Chi ha la possibilità di verificare quello che possono essere gli effetti di quello? Ormai si parla non neanche solo del 5G, si parla del 6G, come sapete, e stanno andando molto rapidamente, non se ne parla quasi più. C'è stato un momento in cui si faceva una critica sul discorso chissà se è pericoloso il 5G, insomma ormai il 5G si dà assodato, ma qual è l'utilità del 5G o del 6G? C'è una pericolosità dei campi elettromagnetici, anche lì non abbiamo il tempo di parlarne, ma c'è una pericolosità maggiore del fatto che questo tipo di tecnologie sono il presupposto di una serie di modifiche dell'uomo, si chiama transumanesimo, che io fino a 2 anni fa pensavo fosse un eccesso di critica da parte, non dico di complottisti che abbiamo visto durante la pandemia quanto danno hanno fatto, ma insomma qualcosa di simile, cioè che fosse un'esagerazione, pensare che veramente ci fosse una finalità di queste tecnologie che noi non conosciamo. Ma noi siamo arrivati ultimamente a sentire questo tipo di personaggi, non so se lo conoscete, questo Harari, questo è consulente delle maggiori istituzioni mondiali, tra cui il WEF, e propone una serie di innovazioni tecnologiche, spiegandole nel modo in cui molto rapidamente qui dice noi dobbiamo far sì che in futuro ci siano società in cui vengano promosse le qualità superiori di una piccola parte dell'umanità e tutti gli altri non ce la possono fare, li teniamo a bada per un po' di tempo coi videogiochi e perfino col gioco e con le droghe, però dobbiamo rassegnarci, non è che possiamo pensare che in futuro ci sia un'umanità di miliardi di persone che non hanno le capacità di acquisire quello che è la grande tecnologia. Ora, questo non solo ha scritto dei bestseller, secondo me pericolosissimi, e ha venduto decine di milioni di copie, ma ha assunto, lui e non solo lui, un ruolo di tecnico consulente di grandi istituzioni. Allora, tutto questo deve portare una società, può portare una società del futuro? Possiamo immaginare una società in cui la mente, il cervello, la coscienza, qualcosa non venga più a essere messo in relazione con l'universo o nelle relazioni interumane e soprattutto nella prima fase della vita non sia condizionato da tecnologie invasive? Si può in qualche modo creare un'alleanza in cui chi se ne occupa in ambito di ricerca possa avere degli interlocutori nelle istituzioni più rappresentative? Non so se sapete, questo è l'ultimo passaggio, a me ha colpito enormemente, negli Stati Uniti le chiese, dalla Chiesa cattolica alle chiese protestanti, ai mormoni, ad altre parti del mondo spirituale, si sono incontrate in vari convegni e parlano dell'intelligenza artificiale come una potenzialità dello sviluppo dell'essere umano che può diventare qualcosa di superiore, che se è stata permessa da Dio vuol dire che è positiva. Ora, questo è veramente un cortocircuito pazzesco e si arriva veramente a dire qualcosa di simile. Se Dio vuole salvare l'uomo, dobbiamo immaginare che sono fratelli perfino i robot e che in un mondo di domani il fatto che molti siano dei cyborg è un passaggio positivo. Allora, personalmente, veramente ho dei grandi dubbi su tutto questo. A mio parere, quello che dobbiamo fare a tutti i livelli è di promuovere almeno un dibattito critico, perché quello che sta succedendo è ancora una volta che passi, e nella storia dell'uomo non è la prima volta, l'idea che tutto ciò che la tecnologia e la scienza portano avanti sia positivo. Non è così. C'è una parte della scienza che può produrre anche gravi danni. Come abbiamo visto, c'è una grande poesia che è molto più vicina alla scienza di Galileo, di Newton, di Einstein e di David Bohm. Io credo che la scienza e la poesia, nella loro dimensione più alta, possano, ed era questo un po' il senso di quel piccolo messaggio iniziale,
tornare a incontrarsi, e credo che sia importante che questo minimo di verifica sia non solo proposta, ma veramente imposta a questo punto, perché il fatto che milioni di bambini, anche in Italia, vengono esposti a queste tecnologie, a mio parere, senza nessuna possibilità di verifica di rischio e di verifica dei rischi, è qualcosa di molto pericoloso. Grazie molte al dottor Ernesto Burgio per questo interessantissimo intervento. Adesso passiamo la parola alla dottoressa Angeli. Facciamo così. Mi sposto perché non voglio mi sposto. Non vogliono. Come state? Allora, io lo sapevo che avrei cambiato in corso d'opera le cose che dovevo dire. Portate pazienza un momento perché vi faccio vedere un video. Questo video rappresenta il passato a 3 anni, ma rispetto a dove siamo adesso è un passato. Ve lo faccio vedere così perché... Allora... L'ho trovato prima, scusatemi. Eccolo qua. Ho bisogno del suono, ho bisogno che i tecnici mi aiutino a dare suono a... Questo. Allora, si parlava di digital babysitting e si parlava di dipendenza digitale e si parlava della dipendenza come assenza di libertà e di attacco a un processo di coscienza, di specie. Era 3 anni fa e questa canzone e questo video di un rapper aveva fatto una sintesi perfetta che ora vi mostro. Vado. Oggi un cellulare possede un umano, la vita scorre sotto il dito di una sola mano. E più passa il tempo, più ci faccio caso. Vedo gente che corre con il capo chinato, sempre depressi, sorridenti, solo su Instagram, sempre connessi tra di noi, ma persi di vista. Posti un'altra foto, posti come ti senti, in posti in cui dovresti parlare con i tuoi parenti. Ma tanto ormai sti giorni sono tutti gli stessi, sono troppo veloci, ma c'è sempre tempo per un selfie. Mio padre odia WhatsApp, usa il 3310, ripete sempre a 20 anni, sembrate lesi. Appena nato ti crea un account, impari prima ad usare il tablet che a dire ciao. Siamo concorrenti di una vita virtuale in cui la vita vale meno di un mi piace. E chi se ne scorda i pomeriggi con quel super santo, quando eravamo bambini con nessun sogno infranto. Adesso i sogni sono fatti di follower, postano cazzate fino a farsi sfottere. Ma tanto oggi siamo tutti omofobici, cresciamo bimbi già nati tecnologici. Questa la definisco bastarda dipendenza, altro che macchinette, droga e sigaretta. Cerco di liberarmi, ma qui nessuno mi dà retta. Vorrei attenzione da qualche mente sventa, incollati a quel cazzo di schermo AMOLED, imprigionati quasi come fossimo in carcere. E ricordo il mio primo cellulare, lo usavo a stento per qualche video da registrare. Era solo un optional, non una dipendenza. Quando andavo a scuola io ci andavo senza, ho paura
per i miei figli, giuro, non mento. Pensare che ci sprecheranno tutto il loro tempo, proverò ad evitarlo, lo prometto, lo giuro. Bisogna guardare indietro per migliorare il futuro. Questa è la generazione di noi falliti, degenerazione che si ispira a dei falsi miti, dove quando si suicida una ragazzina tutti fanno a gara a chi posta il video prima. Dicevo, mettiamoci tutti, vedete la scena, mettiamoci tutti a fermare questa caduta. Ripeto, 3 anni fa perché mi sembra preistoria. Non vi sembra preistoria questo video? Cioè, sembra che siamo già in un tempo molto lontano rispetto a quando parlavamo di ciò, no? Ecco, allora adesso io vediamo se riesco a recuperare la cosa di cui vi dovevo parlare. Per fare un po' di ordine in queste parole, vi leggo Maria. Maria non la conosco, mi scrive una mail ed è l'11 di novembre 2022 che lei mi scrive. Avevo scritto un articolo che era stato poi ripreso da un giornale che lo aveva in qualche modo sintetizzato, e il titolo di questo articolo riguardava "L'adolescenza non è una malattia". Quindi Maria viene molto colpita da questo titolo e mi scrive una mail che inizia così, ve la leggo. Sono Maria, ho quasi 16 anni, è molto bello questo "ho quasi 16 anni". E vorrei rispondere, professoressa, al suo articolo "L'adolescenza non è una malattia". Brava, le dico. Lo dica forte, il mio non è mal di vivere, è consapevolezza. Nulla corrisponde a come l'avevo immaginato, desiderato e atteso. Non sono quindi più grande, ma sono molto più fragile, più arrabbiata, più delusa, più sola, né femmina né maschio, né amata né libera. Il futuro è nebbia, il desiderio è spento, il volto una maschera, la scuola un amore tradito. State ascoltando, sì? L'ansia impera di giorno e di notte. A scuola, a casa, nel corpo. Il mio corpo paga i prezzi della mia mente. Mangia e non si nutre, vomita la mia vita, è insonne alla quiete. Li riconoscete questi disturbi? Li potremmo tutti nominare uno a uno. Questi sono i nostri figli. Prof, mi dà una via d'uscita alle pillole blu, alla Matrix nel cellulare? Senza cadere nella tentazione di mettere a fuoco e fiamme i responsabili del nostro soffrire sempre? Ecco, chi sono questi responsabili del soffrire sempre? Perché in realtà quello che risulta oggi è che tutti siamo in un processo di sofferenza e insofferenza psichica. Allora la domanda chi soffre bisogna farsela. E qui mi ricollego al ragionamento che ha fatto il professor Burgio sul dualismo corpo-mente. E siccome vi guardo e vi vedo piuttosto affaticati da quello che vi stiamo dicendo, vero? Affaticati. Quindi mi date qualche grado di libertà, me lo prendo e vi chiedo di fare delle esperienze insieme per capire com'è da capire il dualismo corpo-mente. Per esempio, vi date un pizzicotto ovunque vogliate, datevelo e rispondete a questa domanda: chi sente? Io sento, ci siamo? Adesso datevi una carezza, un movimento dei capelli, ecco. La domanda è la stessa: chi sente? E la risposta è: io sento. Questa risposta da un punto di vista, e adesso vado qui perché il professor Burgio mi costringe a fare i salti tra le slide, ma oramai mi sono abituata, per capire
come dobbiamo rappresentarci, io ai miei studenti, quando spiego come funzioniamo, cervello, psiche, io, faccio ricorso a questo tipo di quasi strategia, stratagemma. Prova a sostituire una frase classica che usi, cioè io ho un cervello, cambiando il verbo. Io sono un organismo vivente, intelligente. Perché? Perché questo apre a un nuovo paradigma della scienza che stiamo ascoltando in di tante discipline, e questo paradigma della scienza, poi ritorno a farvi vedere il connettoma come parola chiave che in qualche modo ci spiega di più della parola cervello, almeno per capire come viviamo come organismi di specie. Ecco, la parola nuova che vi vorrei far riflettere è la parola self. La parola self viene presa in realtà dalle scienze biologiche, a tutto un altro tipo di... perché diciamo self invece che io? Ogni tanto gioco, so che ci sono dei giornalisti, perché la prima volta che l'ho utilizzata in questo senso il giornalista ha scritto selfie. Mi è stato molto interessante che la parola self sia stata tradotta in selfie, perché non è un errore di quelli banali, è un errore profondo, cioè la parola io è una parola molto spuria, è una parola che si è riempita di tantissimi significati. La parola self vorrebbe ricondurre a unità corpo-mente, cioè io non ho un cervello, io sono un soggetto senziente e intelligente. Da un punto di vista neuroscientifico questo è avallato, molto avallato, e allora sempre ai miei studenti, che sono il fine del mio esistere come impegno nello studio, che cosa c'è da capire di sbagliato in questo video che vi sto mostrando del connettoma umano? Beh, qui il video è bello perché fa vedere che il nostro brain, il nostro cervello ha una vita straordinaria, perché da una componente biologica di attivazione biochimica, quindi i neuroni gemmano queste gemmazioni dendritiche, avviene quella che è la produzione di energia, chiamiamola erziale, ma ci sono tante cose che dovremmo spiegarci che cos'è questa energia che noi emettiamo, però vedete che se voi entrate dentro questo video potete riconoscere come si generano delle vere e proprie reti connettomiche di connessione, mappe di flusso dell'informazione. Questo mappe di flusso dell'informazione determina questa attivazione che è in grado di generare cloud di memorie. Quindi c'è qualcosa di biochimico e neuroelettrico che traccia la memoria di noi in noi. Ora, questo brain non è soltanto nella centralina che noi conosciamo, ma è nel nostro sistema nervoso periferico, tutte cose che noi sappiamo perfettamente, vi rimando il video, ma quello che noi sappiamo anche negli ultimi anni, le ricerche ci hanno dato evidenze inconfutabili, tutto il nostro corpo è intessuto di neuroni. Spesso cito i neuroni nel cuore, del cuore, che hanno un campo elettromagnetico a maggiore intensità dello stesso brain. Quindi quanto è importante l'informazione che viene codificata nelle memorie di un muscolo cardiaco, quanto ha fondamento. Ma riassunto, cosa sto cercando di dirvi? Che probabilmente questo dualismo mente-corpo è un dualismo che ha già fatto tanti danni, la sofferenza, il dolore, il segnale di ciò che ci duole, che ci fa male, l'organismo lo emette, e lo emette tracciando la memoria di un segnale. Fin qui sono riuscita a spiegarvi un po'? Cos'è questo segnale del dolore o questo segnale del malessere? Che sia un segnale fisico o che sia un segnale psichico. Ecco, e qui ve la faccio breve, ma insomma per capirci un attimo, l'esempio delle cicatrici mi è utile. Perché? Perché durante la seconda fase della pandemia, seconda fase pandemica, io tormentavo alcuni colleghi relativamente al perché la nostra pelle ha dei segni così
fastidiosi come le rughe o le cicatrici, ma insomma se le cellule della pelle si ricambiano con una velocità tale che in pochi giorni noi abbiamo sempre cellule nuove, ma perché devo avere i segni? Lascio perdere quelli profondi che vanno dentro nelle strutture, ma quelli superficiali, ma perché ci sono? Caspita, ma il cervello perché si tiene quel tracciato lì? Mi seguite, sì? Ah, non si sarà sprecato tanto di evoluzione per tenersi quel segnale. E di lì finalmente questo collega americano mi scrive che hanno trovato il perché, quindi ogni cellula della pelle prima di andarsene trasmette alla cellula successiva, alla cellula nuova, tutte le informazioni che proteggono il futuro. Si chiama memoria prospettica. Un po' come farebbe una madre con i propri figli. Una madre con i propri figli gli avvertirebbe, un padre anche, vedo tanto maschile, questo mi fa solo piacere, che insomma avvertiamo il nostro futuro di non andare a ricadere in ciò che ha messo in pericolo noi, quindi il nostro figlio lo avvertiamo. Così fanno le nostre cellule, avvertono il futuro di tutti i tracciati, di tutti i segnali che dici no, qui non passare, non ritornare in questa condizione, perché questa è rischiosa per te. Riesco a spiegarvi, sì? Adesso spostatelo dalle cellule della pelle a come funzionano i nostri sistemi neurali di memorie, intelligenti, perché intelligono come proteggere il futuro. Si chiama grossolanamente memoria prospettica, memoria di futuro. Quella memoria prospettica che non è solo in grado di dirci domani devo fare questo, devo ricordarmi di andare, cioè una memoria di futuro che uso il ricordo per dirmi domani, mi seguite? Ma la memoria prospettica è anche una memoria interessantissima da un punto di vista che il professor Burgia ha chiamato epigenetico, cioè comprensione di come noi abbiamo dei marcatori, abbiamo delle segnaletiche che avvertono del rischio e del pericolo. Ecco che allora, quando noi veniamo tracciati da un dolore che il nostro cervello antico, prerettiliano, limbico, le aree che hanno sentito il fattore di rischio, si tengono bene tutti quei dolori lì, quelle informazioni lì, perché serve al futuro per riuscire a proteggersi. Mi sto spiegando perché ci teniamo tutti questi segnali di allerta. Riassunto, ma allora io che mi occupo di bimbi e che mi occupo di evoluzione dei bimbi e dei sistemi in cui riusciamo a essere differenziali di sviluppo, cioè la differenza che rende al meglio aiuto al loro potenziale, mi domando, ma come mai abbiamo un connettoma colmo di memorie di allerta? E qui tutti gli studi sui processi che sono un po' i processi più legati a come noi esercitiamo l'intelligere, l'intelligenza umana, l'apprendimento umano. E che cosa troviamo? Troviamo che, ad esempio, adesso qui faccio una minuscola premessa, la nostra scuola è una scuola, il nostro sistema educativo è un sistema educativo che dell'accelerazione dell'informazione ha tenuto conto come? Con un modello di scuola che nasce nel dopoguerra. Era un modello di scuola dell'alfabetizzazione, quindi qual era il suo compito? Dare alfabeti, leggere, scrivere e fare di conto. E quindi l'idea di mente che c'era in quel periodo lì era una mente che veniva dai modelli di psicologia cognitiva e comportamentale. Io ti insegno, tu apprendi e io verifico. Io ti insegno, tu apprendi, io verifico. Io educatore ti educo e tu vieni educato, non è molto diverso, attraverso una gratificazione positiva o un castigo oppure un rinforzo negativo. Quindi la tua mente è concepita all'incirca come un contenitore in cui io metto l'informazione e verifico la risposta, che diventa una sorta di frigorifero. Quanto più quella mente congela l'informazione così come gliel'ho data, tanto meglio la prestazione che io andrò a chiedere quando verifico se l'hai appresa è corrispondente. Mi spiego, sì?
C'è spazio di libertà qui, c'è spazio di elaborazione, nessuna. Quindi che cosa abbiamo esercitato? Abbiamo esercitato apprendimenti passivi, apprendimenti passivi, apprendimenti passivi, apprendimenti passivi, bassissima motivazione, tantissima memoria di allerta, 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 allerta. Se poi penso come tutti gli studi sulla warm cognition abbiano spiegato che noi abbiamo un'intelligenza calda, un'intelligenza collegata alle emozioni, se ogni volta che io esperimento vita, esperimento ansia, ecco che quell'ansia traccia le mie memorie e quella cosa che sto sperimentando mi torna a dare una spina irritativa di ansia. Riassunto. Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha cominciato a dire alcuni anni fa che c'era un vero e proprio processo di SOS a cui dovevamo rispondere, cioè un incremento impossibile da prevedere, non solo dei disturbi del neurosviluppo, ma anche dei disturbi dell'umore, della precocizzazione dei disturbi dell'umore. Perché così tanti nostri figli cominciavano già prima della pandemia ad avere ansia e depressione come accadeva nell'adulto poco tempo prima? Com'è che questo sistema si era ingozzato da un punto di vista di informazione e reso in allerta costante? Era un processo imputabile a meccanismi, diciamo così, secondo nature, secondo filogenesi, eredito questa fragilità, o c'è questa componente di infiltrazione con l'ambiente, nature e nurture, per cui veniamo disturbati dall'aria che respiriamo, dall'acqua che beviamo, dai cibi di plastica, ma anche dalle emozioni altrui. Ecco qui tutti i grandi nuovi paradigmi sul cervello distribuito. Ciascuno di noi è interconnesso all'altro, dai mirror all'empatia. Le ricerche sono state immense e che cosa ci dicono? Che io non sono immune da te, che io divento intelligente tramite te, intelligo tramite te, che quello che tu mi dici diventa il mio sapere, il mio essere, la mia reazione. Riassunto del riassunto. Il rapporto io-cervello. Come funziona? Chi comanda chi? Questa è la domanda. È l'io che sta nel cervello, il cervello che sta nell'io, è l'io che sta nel noi, la mente, ci siamo. Allora io ai miei studenti faccio fare degli esperimenti semplici, perché si capisce subito e siccome non vorrei portarvi a troppo tardi, ve lo faccio fare semplicemente. Dite al vostro io di dire alla vostra gamba destra di alzarsi, vai. E qui ci siamo. In questo caso l'io è in grado di dire al cervello che cosa deve agire. Ci siamo? Ma questo io sta nel cervello o no, secondo voi? L'io sta nel cervello o no? Proviamo ancora. Adesso dite al vostro cervello di andare a ricordare il ricordo più gioioso della vostra esistenza quest'anno, vai. Ci sapete andare? Quindi l'io sa dire al cervello, va là, bene. Adesso dite al vostro cervello di ricordarvi il primo momento della vostra esistenza, vai. Ce la può fare? Ce la può fare. Adesso il profumo più piacevole che vi viene in mente, vai. E ce la può fare. Il desiderio per domani mattina che avete. E ce la può fare. Ci sono tante cose che l'io può comandare al cervello di fare. Ci siamo? Perché tutte quelle che sono recenti della corteccia
recenti a livello filogenetico, quindi milioni di anni evolutivi ci siamo. Quindi l'io glieli sa dire di fare. Però adesso se andiamo nel nostro cervello e gli diciamo cancella tutte le sensazioni di dolore che hai rispetto alla tua rappresentazione di te. Ci riusciamo? Ma neanche un po'. Cancella la gioia del primo bacio. Ci riusciamo? Ma neanche un po'. Cancella la paura di sbagliare quando canti. Ci riusciamo? Ma neanche un po'. Cioè, non si scherza. Noi non siamo... Noi abbiamo sviluppato la rappresentazione dell'io mentalmente solo da poco tempo, in quell'indice di tempo che vi ha detto il professor Burgio, corrispondere all'anno cosmico. Ma abbiamo milioni di anni evolutivi che si sono perfezionati nel sentire. Il cervello antico sente, da dentro a dentro, emozioni, azione che emerge, sente. Se sente emozioni che mandano in allerta, paura, angoscia, tristezza, preoccupazione, è come se mandasse in segnale tutto quello in cui avverte il futuro di non andare. Quando sente invece emozioni di consolazione, gioia, vicinanza, tutte quelle che dicono cerca ancora, lì emette segnali che dicono passa da di qua. Mi sto spiegando, sì? Quindi, riassunto, cosa c'entra tutto questo con le dipendenze? C'è una ricerca meravigliosa che spiega che quando noi dipendiamo non abbiamo desiderio perché dipendiamo dall'altra cosa che lo regola e non abbiamo prospettica, cioè quella che vi ho detto, visione di futuro. Oltre a che non abbiamo libertà, ma sulla libertà le ricerche evidence-based non sono facilissime. Quindi arriviamo fino a qui. Che cos'è la dipendenza mentale? È interessantissimo capirlo. Abbiamo un circuito antico che è il circuito della ricompensa. È il circuito che ci premia con un po' di dopamina ogni volta che ci capita qualcosa che c'è da cercare ancora. E le ricerche che poi sono smesse per grazia sui topolini, cosa hanno dimostrato? Che se a un topolino veniva concessa dopamina ogni volta in maniera artificiosa, artificiale, ogni volta che premeva con la zampetta una levetta, quel topolino lì smetteva di mangiare, smetteva di accoppiarsi, smetteva di occuparsi dei suoi cuccioli, perché si prendeva la dopamina continuamente dalla levetta. Cioè il cervello non spreca lavoro, prende diciamo, consolazione, la dose del sistema artificiale come ciò che in qualche modo lo rende meno affaticato. Essere felici costa fatica, costa lavoro, essere in gioia costa fatica, costa lavoro, stare bene costa fatica, costa lavoro, costa educazione. E qui l'ultimo passaggio e chiudo. Riassunto, possiamo dire che il futuro non andrà verso il cambiamento imposto anche dalle nuove tecnologie? Molto improbabile. Sono di per sé negative? Credo di no. Quello che è chiaro è che è negativo non educare l'umano, cioè non mettere impegno nell'educare l'umano, cioè il modo in cui noi funzioniamo, a non essere sostituito da tutto ciò che determina per abbassamento del nostro sistema lavoro biologico e psichico e innalzamento del sistema della ricompensa, della dopamina. E quindi se fin qui io non vi ho perso, chiudo con Giovanni e ho finito, perché vedo che siamo andati avanti con i tempi, però
Giovanni ci dà alcune soluzioni di dopamina molto umana. Provo? Ve lo leggo. Giovanni ha 17 anni, è un high functioning, è un alto funzionamento, è un gifted. Mi scrive anche lui e mi scrive per la sua solitudine, perché una delle cose di cui non abbiamo fatto in tempo a parlarvi è che in questo tempo del mondo iperconnesso siamo totalmente tutti anche consapevoli di essere molto molto soli, che non è la solitudine, è qualcosa che dovremmo coniare come parola, ma non mi ci perdo ora. Vi leggo Giovanni. Giovanni dice: prof, non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Io mi sento solo, tra tanti soli, solo proprio come quella particella di sodio dispersa nell'acqua. C'è nessuno, chiedo, c'è nessuno. Sapete quella pubblicità in cui la particella di sodio chiede? C'è nessuno. È così che ho conosciuto il professor Burgio, l'ho sentito parlare a un congresso e non mi sono sentita più come quella particella di sodio. Questo qui capisce, no? Capisce alcune cose, le capisce anche lui. Sto scherzando, perché vi vedo tutti così, tutti così. E perché, dice Giovanni? Perché la storia vampira degli adulti, interessante, la storia vampira degli adulti, ha trasformato la mia scuola in verificatoio e gli affetti in cactus a cui avvicinarmi con cautela e circospezione. Metti mai mi facciano un PDP perché sono più sensibile degli altri. Riaccendere il desiderio nello stare insieme è medicina che vorrei per me e non per arroganza ma per necessità e apnea vi do qualche suggerimento, prof, per voi e i vostri congressi sapienti. E qui inizia i suggerimenti, dottoressa Camporese, e ci dice: fabbricate pillole di gioie in parole, opere e omissioni. In parole, tornate a dialogare con chi mettete al mondo. Non c'è mai stato un bisogno di dialogo, io con te, uguale noi, come adesso. Ne abbiamo un bisogno profondo, noi adulti, i nostri figli si tagliano perché il dolore della mente lo mettono nel corpo. L'autolesionismo è diventato un quotidiano modo di tirare dentro la pelle la dopamina necessaria a far sentire il proprio male. Quindi cosa stiamo aspettando, insomma, per tornare a dialogare? E dialogare non è chiedergli cosa hai fatto, dove sei stato, hai studiato, che voto hai preso. Dialogare è: come stai tu? Come stai con me? Cosa vuoi fare insieme a me? Come posso starti vicino io? Dialogare è interessante che non lo sappiamo più fare. Rileggo. In parole, tornate a dialogare con chi mettete al mondo. In opere, cominciate a vivere insieme a chi mettete al mondo. Che non significa prendimi con la macchina quando esco da scuola, portami a nuoto e portami a musica e portami di qua e portami di là e lasciami in camera e chiudi la porta, esci fuori. Non è questo vivere insieme a un altro. Così come vivere insieme alla propria compagna e compagno non significa far da mangiare o andare a dormire insieme. Quindi il radar, il cervello antico, non lo sto parlando come una psicologia di novella 2000, il radar riconosce la vita e riconosce che è diversa dal sopravvivere e quindi il radar è collegato a memorie antiche che chiedono di vivere, cioè di accendere di desiderio, portare il futuro nel presente, desiderare, non dipendere. L'opposto della dipendenza è il desiderio a livello psichico. Un mondo senza desiderare, che cos'è? È un mondo che dipende. Ora, che dipenda da un sistema chimico, da un sistema tecnologico, il problema è che quel cervello, quel sistema vivente non produce da sé la spinta alla vita. È lì che stiamo fallendo da un punto di vista educativo, alimentare la spinta alla vita. E poi l'ultima cosa, e ho finito, in omissioni, dice Giovanni. Fabbricate pillole di gioia in omissioni, omettete il vostro peso dalle nostre ali.
Grazie professoressa, un intervento a conclusione insomma, di questa settimana che ci ha dato proprio la giusta conclusione. Dottor Ermanno Margutti, a lei la parola, se ha più... a lei. Sinistra ha funzionato benissimo, adesso invece io dicevo che dire a questo punto, no? Ogni volta che stavo pensando e cercando di fare una sintesi, anche di dire qualcosa di intelligente, ma subito dopo ci arrivavano subito loro immediatamente. È stata un'associazione molto veloce, però mi sono rimaste 3 immagini in questo momento. Sono 3 film. Uno è Blade Runner, la scena finale, l'umanoide con la lacrima che piange. Il secondo è Her, lei, in cui il protagonista Phoenix trova compagnia rispetto al suo dolore, il suo abbandono in un essere artificiale, una voce. Lei, infatti, non ha un nome, anzi si chiama Samantha, però il titolo è così potente che è solo Her. E l'ultimo film, premio Oscar, che è Everything Everywhere at Once, in cui il film, che è complicato, mi ha mandato fuori di senno per un bel po', è quando la protagonista è molto addolorata perché lui vuole divorziare. Non capisce perché vuole divorziare. E da lì parte il film, che sono passaggi molto veloci, in realtà parallele, in altri mondi, che sono mondi fuori e mondi dentro. Sembrerebbero tutti mondi fuori, mentre sono tutti mondi interni. E mi dicevo, ma perché questi 3 film mi sono venuti in mente? È l'ultimo tuo passaggio, che è la solitudine. E c'è una grandissima terapeuta che si chiama Foscia, non so se la conoscete, Diane Foscia, la quale dice che alla base di ogni patologia, psicopatologia, ci sta la solitudine, non scelta, cioè quando noi rimaniamo soli. Se rimaniamo soli, dobbiamo prenderci carico di noi stessi. E tutto quello che fa l'altro per noi, di cui stiamo parlando, che è la relazione, il condividere le emozioni, portare il peso delle emozioni. Non ci sono solo le emozioni positive, ma ci sono quelle negative, di fatto, di cui tu parlavi, che ci rendono la vita così sofferente, che probabilmente milioni di anni fa ci sono serviti. C'è servita la paura, c'è servita la rabbia, c'è servita la tristezza, ma quando è troppo, è troppo. Cioè quello che mi avete dato mi è ritornato il troppo. E ho detto, ma c'è in questo momento la speranza. Possiamo in qualche modo condividere la speranza, una proiezione in avanti, giustamente diversa. Cosa possiamo fare tutti assieme? Guardate, non è una domanda retorica questa, io la sento profondamente, perché è una domanda, io vedo tanti pazienti che hanno proprio questo tipo di problemi. Hanno avuto tutti quanti problemi e traumi d'attaccamento, dal primo all'ultimo, quei 1000 giorni di cui addirittura non portano memoria, perché poi una mente traumatizzata non porta memoria, perché è dissociata. Dobbiamo lavorare in un altro modo, che adesso sembra una banalità, ma è l'amorevolezza. Quello che non hanno avuto, qualcuno glielo deve ritornare e deve condividere. Io vi passo questo, veramente non ho una domanda, però sono più suggestioni, forse è una domanda di dire possiamo pensare qualcosa assieme che ci proietti in avanti in un modo diverso? Cosa possiamo fare? Ecco, questo. A voi. Parti. Ma la prima, a mio parere, riflessione è che tornare a credere, perché non si trasmette fiducia se non si crede. Allora in questo caso un po' la speranza, questo è un pochino il nostro obiettivo, e noi dobbiamo difendere i nostri cuccioli.
Se c'è un rischio, e c'è un rischio, perché il mondo è troppo nelle mani di chi ragiona in termini puramente tecnologici o addirittura tecnocratici, le mamme di tutto il mondo devono e possono difendere i loro bambini. Questo è il discorso, a mio parere. Ma per farlo devono non aver paura. Quello che dicevi giustamente, la paura ci è servita. La paura era un altro tipo di emozione. La paura è servita per milioni di anni a tutti gli animali che riconoscevano il pericolo e scappavano. Era una cosa immediata e aveva un oggetto, aveva un senso e aveva uno scopo. La paura che tu vivi in maniera quasi nell'inconscio, come qualcosa che ti turba, che ti toglie il senso della vita e la fiducia nel domani, non è la paura utile, è l'angoscia, quella che adesso è diventata la paura, è qualcosa di persistente, qualcosa che non ha oggetto e che non ti aiuta a riconoscere cosa devi fare, anzi ti porta in una condizione di impasse, ti mette dentro un cortocircuito. Le emozioni come tali hanno avuto una grande utilità, tutte, anche quelle che ci sembrano negative come la paura e il disgusto, perché ci hanno fatto riconoscere quello che era bene o male. Le paure oggi, le emozioni in generale, non sono più quelle che per milioni di anni ci hanno aiutato. Quindi bisogna uscire da questo tipo di, come si potrebbe dire, condizionamento, alcune volte potremmo quasi dire manipolazione. Questo è il vero problema. Quando tu dicevi giustamente Blade Runner, anche a me spesso viene in mente quel finale. In quel finale quello che ti colpisce è che questi personaggi, che in teoria sono dei robot, hanno sviluppato una coscienza delle emozioni al punto tale che il capo di questi robot alla fine salva la vita di colui che lo stava per uccidere. Quindi lì quello che in qualche misura quel film vuole trasmettere è che se entra in campo qualcosa che ha a che vedere con, tu dicevi giustamente, l'amorevolezza, comunque la comprensione profonda del fatto che colui che ha di fronte, anche quello che in teoria è il tuo potenziale assassino, è qualcuno che tu puoi comprendere e aiutare, tu entri in una dimensione superiore. Quello che la tecnologia eccessiva sta facendo è che ti allontana da tutto questo, ti fa vivere in un mondo virtuale che non è pericoloso solo perché è pieno di immagini negative, che non è una cosa secondaria, perché il fatto di essere bombardati da immagini negative, noi, non so se vi ricordate, negli anni 60-70 c'era una grande polemica sulla televisione che selezionava troppo spesso informazioni negative, eccetera, ma adesso è molto peggio, soprattutto non c'è nessun filtro, per cui i ragazzini, bambini proprio, sono veramente esposti a tutta una serie, a un immaginario negativo e quasi c'è la convinzione che non bisogna interferire, no, bisogna difenderli. Difendere la loro libertà significa anche aiutarli a non essere influenzati da tutto questo, a non essere bombardati da tutto questo. Secondo me questo bisogna cominciare veramente a farlo, giorno dopo giorno, e a collegarsi. C'è bisogno di un'alleanza, e l'alleanza nasce non solo da un senso profondo di responsabilità, ma anche dalla consapevolezza del rischio che c'è. Altrimenti, se si sottovalutano i rischi di quello che sta succedendo, non si hanno le motivazioni sufficienti. Secondo me la grande motivazione è: dobbiamo difendere milioni di bambini, per questo dicevo il problema è generazionale, non sono patologie. Non sono patologie. Quello che sta dilagando è una condizione sempre più frequente in cui il bambino, prima e adesso anche gli adolescenti, vivono una condizione di disorientamento. Per questo dicevo che il film, visto che tu parlavi di 3 film, a me è venuto in mente Forrest Gump e ho messo quello, perché in Forrest Gump veramente tu hai un ragazzino che avrebbe potuto essere pieno di problemi e che viene letteralmente salvato, diventa un eroe, dal fatto che la madre ha l'atteggiamento giusto, cioè gli dice: tu non devi aver paura del giudizio degli altri, tu devi credere in te stesso, e gli sta sempre molto vicino. Questa è
secondo me la cosa fondamentale. Non dobbiamo aver paura o non dobbiamo farci condizionare da chi ci dice lasciate che i bambini hanno la capacità di gestirsi. Non è vero, i bambini nei primi anni hanno bisogno del nostro aiuto continuo, secondo me, e in una società in cui l'immaginario è distorto e bombardato, a maggior ragione dobbiamo intervenire giorno dopo giorno e aiutarli a non essere travolti. A mio parere è così, non è che la tecnologia di per sé è buona e cattiva, diventa cattiva nella misura in cui è anche condizionata da grandi interessi, ma nella misura in cui ha una potenzialità enorme e, come dicevamo prima, a mio parere la chiave è quella dell'anno cosmico di Carl Sagan. Sta arrivando troppo in fretta, è uno tsunami di informazioni, uno tsunami di sollecitazioni. La mente di un bambino non ce la fa, li dobbiamo veramente difendere. Secondo me questo è il punto essenziale. Li dobbiamo difendere perché altrimenti rischiano di essere travolti. Grazie, dottor Burgio, professoressa Lucangeli. Ma posso firmare quello che ha detto lui e basta? No, allora, sul moltiplicatore, alla tua domanda, possiamo fare qualcosa tutti insieme. Sul moltiplicatore noi ci siamo esposti tanto. L'idea di moltiplicare, moltiplicare e moltiplicare i sistemi in cui parliamo insieme, dialoghiamo insieme, sappiamo insieme, agiamo insieme. Questo moltiplicatore è entrato nelle scuole, abbiamo generato modelli di scuola, abbiamo generato modi di formarsi continuamente, ma non basta perché quest'estate ci siamo mossi con la scienza servizievole, abbiamo fatto 1800 chilometri di cammino senza nessun aiuto di nessun tipo, neanche di comunicazione, sono arrivate migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone, questo fa pensare. Basta? No, non basta. Adesso dico il mio. Nella ricerca più recente, insomma, c'è qualcosa di straordinariamente poetico, visto che abbiamo cominciato con la poesia, nel capire quando è che gli esseri umani iniziano a comportarsi da esseri umani, cioè a rispondere all'informazione che arriva. E non mi sarei mai immaginata, ma ve la faccio breve, per quello che sappiamo oggi, ma magari fra 2 anni cambierà, fra 3 anni cambierà, il momento in cui nel primissimo tempo della gestazione il pulsar cardiaco del feto si sintonizza con il pulsar cardiaco della madre, avviene il primo, io chiamo miracolo, laicamente parlando, della intersoggettività comunicativa. Significa che quando la mamma aumenta il battito cardiaco, l'organismo ospitato sintonizza il suo battito sul battito della madre. Primo passaggio. Pochissime settimane dopo accade. Vi dicevo che ci sono questi neuroni speciali che ci intestano, si chiamano fibre C e le fibre C sono delle particolari recettori neurali che abbiamo intessuti sulla pelle. Questi recettori funzionano in maniera tale che nel primissimo tempo della gestazione, quando le madri non sanno ancora riconoscere il movimento del feto dentro il proprio organismo, nell'accarezzare il cucciolo dall'esterno accade quello che avete presente lanciare un sasso nell'acqua, il moto ondoso di vibrazione. Questo moto ondoso arriva ad attraversare i tessuti, ad attraversare il liquido amniotico, a sfiorare le cellule che vi ho detto intessute di fibre C che attivano nelle aree cosiddette limbiche immediatamente la risposta emozionale e lì le prime registrazioni del battito con cui i piedini fanno risposta a me emozionano, cioè noi siamo connessi. È inutile che continuiamo a far finta che siamo artificiali, noi siamo viventi. Quindi io per esempio non lo faccio solo con i miei studenti in università, lo faccio fare anche con i bimbi piccoli e con me. Vogliamo capire come gli esseri umani sono connessi col contatto. Il contatto non è solo pelle a pelle, la voce è di connessione, lo sguardo è di connessione, la mimica è di connessione. Ricominciamo a comportarci da connessi. Faccio prendere per mano i miei studenti in università con grandissima fatica.
Gli chiedo di darsi un abbraccio per giocare sull'ossitocina che il cervello produce dopo 30 secondi, per farli tornare a toccare. Ci sono degli studi di psicologia sociale che io di solito leggo un po' di tutto perché ma interessantissimi. Gli adulti oggi, quando sono sani e hanno semplicemente le nevrosi quotidiane che insomma spero che, ecco, quelle lì, vanno per essere toccati prevalentemente nelle wellness, perché non ci tocchiamo più, non ci accarezziamo più, non ci odoriamo più, non ci guardiamo più, non ci mettiamo più proprio in campo informazionale congiunto. E questo a milioni di anni, questa connessione antica. Riassunto, come generiamo questo cambio? Io l'ho chiamata scienza servizievole perché per me ha una valenza etica il fatto di far sapere quanto sia facile rispettare, dare dignità a questi bisogni profondi della psiche, cervello, self, come lo vogliamo chiamare, e che averli banalizzati li ha trasformati in schiuma delle onde invece che nel moto ondoso della vita psichica. Quindi a volte mi sento come quella battuta di quel papà lì: tornate a casa e accarezzate i vostri bambini, dicendo che ogni tanto mi do fastidio da sola, ma ogni tanto dico ma senti, no? Mettete il vostro orecchio sul battito cardiaco dei vostri figli, statelo ad ascoltare e sentirete tanto, tanto, perché è una memoria di specie che ha curato per un tempo che ci ha portato fino a qui. Quindi, riassunto, è semplice, è acqua e pane, la scienza che torna acqua e pane è questa, ma è basata, non è buonsenso grossolano, è basata, sappiamo che c'è, e probabilmente finirei con un desiderio. Io non desidero un futuro per i nostri ragazzi in cui la loro solitudine è sedata virtualmente. E non desidero un futuro in cui la sedazione del dolore sia chimica o in stimolazione transcranica bineurale. Ogni tanto scherziamo, facciamo come quando si entra all'aeroporto, facciamo che prima di entrare in classe tutti i bambini passino sotto dei campi elettromagnetici che fanno un cleaning al loro cervello. Vogliamo questo? No. Per cui se non vogliamo questo dobbiamo aumentare l'umano, e l'umano funziona in maniera molto semplice. Io sento che tu senti che egli sente. Grazie mille ancora alla professoressa Daniela Lucangeli e al professor Ernesto Burgio. Sono arrivati moltissimi commenti, ringraziamenti anche dalle persone che stanno seguendo da casa. Tra l'altro ci sono 500 persone collegate in questo momento nelle varie piattaforme, quindi li ringraziamo per aver seguito anche a distanza questa serata. Scrivono: intervento illuminante e allo stesso tempo parecchio preoccupante. Dottoressa, i suoi riassunti sono spettacolari e illuminanti. Da Silvana. Mi emoziona vedere il vostro amore per quello che studiate e comunicate con passione. Siete un grande esempio per noi adulti e per i ragazzi che vi guardano. Grazie. Buonasera, grazie agli organizzatori e ai professori intervenuti in tutti gli eventi per la possibilità di crescita che ci avete offerto. Da Francesca. Quindi ecco, noi ci uniamo a questi ringraziamenti, a questi commenti. Andiamo verso la chiusura di questa serata e quindi anche di questa settimana. L'ULSEI Euganea di Padova ringrazia tutto il pubblico che ci ha seguito, così numeroso da tutta Italia. Ringrazia anche tutto il gruppo lavoro che ha permesso il concretizzarsi di questo festival, in primis la dottoressa Arianna Camporese, responsabile del progetto Cambio Gioco, dottor Vito Sava, Dottor Vito Sava, direttore Dipartimento Dipendenze, direttore Unità Operativa Complessa Alta e Bassa Padovana, Marco Bonamici, Katia Boschello, Patrizia Bricca, Chiara Brunelli, Chiara Cardin, Francesca Chieco, Giulia Chinellato, Stefania Gallo, Germana Gai, Alessandro Lalli, Federica Marconato, Michela Pilastro, Gloria Scarabello, Donatella Simonato, Matteo Tognin e Alessandra Turato.
Un ringraziamento speciale va anche a tutti gli ospiti che abbiamo avuto in sala: Matteo Bassoli, Alfonso D'Ambrosio, Guido De Renosce, Roberto De Vivo, Michela Gatta, Ermanno Margutti, Alessandro Naccarato, Cristiana Naccarella, Matteo Paduanello, Alessandro Pani, Alberto Rainer, Eleonora Sale, Emilia Serra, Federica Silvoni, Giancarlo Zecchinato. E con questi ringraziamenti noi vi salutiamo, grazie ancora a tutti per la vostra presenza qui e per averci seguito da casa, e arrivederci, buona serata a tutti.